da vedere. Grazie. Stato pensato il suo primo relatore, archeologo, cosinato da Gianfranco Ghiani, che si interessa del Santoro degli anni di Uccidio. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Prego. No, vabbè, già mi sento, alla voce alta. Allora, dopo 6 anni del territorio di Uccidio, cosa sono? Cosa sono queste coronas del territorio di Uccidio? Intanto facciamo una precisazione. Da mie indagini sul campo, fatte qua a Uccidio da poco, fatti da poco, sono stati trovati dei ripari sotto roccia delle lavorazioni di ossidiana. Primo, dentro una grotta, Santa Caterina, per chi è di Usini e quindi magari vorrebbe saperlo, è stato trovato, ho trovato un nucleo di ossidiana, di lavorazione di ossidiana, ed è una ceramica cardiale. Così che vi spiego perché sto facendo questa precisazione. E nella stessa grotta ho trovato ceramica San Cipriano. Allora, ho fatto questo accenno perché normalmente le Domuseianas vengono attribuite alla cultura di Ozieri. Cultura di Ozieri che quindi fra 4002 e 3500 a.C., quindi Neolitico recente. La lavorazione di ossidiana e la ceramica cardiale nello stesso posto mi fa fare un salto a 6000 a.C., quindi Neolitico antico. E questo è una cosa importante per questo territorio. Vuol dire che questo territorio era già usato, abitato nel Neolitico antico. Ed è una cosa che, tra virgolette, ancora non è stata pubblicata. Però parliamo di che cosa sono queste cose. Nello dialetto di Tavuti, cosa sono queste coronas? Intanto, quello che vi ho accennato prima, culture di olive, di ozieri, di Neolitico antico, Neolitico recente. Le Yanas, la gente le rappresentava come figlie delle fate, le fatte, le streghe, che a seconda di chi uno le volesse vedere bene o male, le definiva fatte o streghe. Questo perché? Perché probabilmente quelle sepolture, nei tempi in cui sono state il nome Domus Deianas, la gente ha trovato delle ossa, ha trovato delle sepolture, quindi ha fantasticato sulla cosa. Fantasticato in che senso? Trovando delle ossa, la casa bassa, tutti gli arredi che ci sono nelle case dei vivi, trovate nelle case dei morti. Queste cose che dicevano, qua ci abitano le streghe, le credenze, la credenza. Certo, non venitemi a dire, come ho sentito dire io da una guida turistica, che mi sono vergognato come un verme, che le Domuseianas erano così perché erano così basse, perché questa è in zona di Tortorì, perché erano i sardi bassi quelli che costruivano, quindi non potevano arrivare, cioè. Non sono cose da dire, soprattutto da non raccontare a chi viene cercando di capire, di sapere qualcosa della nostra cultura. Sono delle sepolture che corrispondono a un preciso punto di passaggio. Infatti, lui allo stesso tempo, quando ho scritto questo saggio, che poi è un mio libro che già c'è nel cassetto 5-6 anni per mancanza di fondi, perché soldi non ce ne sono, i comuni hanno avuto tagli, il Banco di Sardegna hanno chiusa parentesi, erano 2500. Sentendo altri colleghi, solo a Usini, in questo studio ce ne sono 46 e sono già 51, ne ho scoperto altre 100. Quindi stanno aumentando in continuazione, chissà quante altre ce ne sono coperte. Io alcune le ho trovate dopo un temporale che ha dilavato il terreno e mi sono trovato l'ingresso della tomba. Chiaramente mi ci sono infilato dentro, quindi ho visto che erano delle tombe che non erano catalogate. Come si faceva, come nascevano queste tombe? Normalmente si pensa, perché ricordatevi che la
l'archeologia non è una scienza perfetta, va per supposizioni che poi vanno provate. Poi si pensa che usassero delle cavità naturali, iniziassero a scavare sulle cavità naturali. Il terreno qua di questo, del territorio di Usini è calcareo, quindi è molto facile da lavorare. Dove non c'erano queste diciamo buchi che ti permettevano di entrare nello scavo, cosa facevano? Questo provato con l'archeologia sperimentale, facevano un buco, ci mettevano, ubicavano un palo di legno, gli davano fuoco e poi lo raffreddavano di colpo. Facendo in questo modo la roccia si spaccava, si filava e piano piano ci lavoravano e cominciavano a scavare e andare avanti con questa cosa. È una tecnica che anche ai tempi di Pirro, quando aveva passato le aree di Annibale, quando aveva attraversato le Alpi, avevano trovato delle rocce che non permettevano il passaggio degli elefanti, avevano dato fuoco a queste rocce e poi raffreddato con l'aceto. Le rocce erano esplose, si erano spaccate. Reazioni chimiche, adesso non voglio entrare nelle cose spiate. Poi loro cominciavano a scavare e come scavavano? Con delle piccozze all'inizio, perché poi chiaramente con l'età del bronzo dalla pietra si è passata al metallo, con delle piccozze fatte di pietra. Quindi immaginatevi la fatica a fare questa roba qua. Ed erano due tipi, una chiamata campignanoide che praticamente era una specie di, immaginate una cozza gigante, quindi sfaccettata da una parte all'altra, che permetteva di lavorarci, oppure con l'altro tipo che è di molia ricavato da ciotoli di come, quelli normalmente più conici, più appuntiti che riuscivano a lavorarci. Posso immaginare quanto tempo ci mettessero per lavorare. Allora, intanto le più antiche partono da un'anticella dove si poteva organizzare mettere dei doni per i muri e la cella proprio che conteneva il cadavere. Da queste due celle poi si allargavano, questo è proprio l'esempio più classico. Da questo poi c'è la forma a T, quindi anticella, cella e due celle laterali. E poi quella a croce con la cella frontale. Poi abbiamo per esempio a Ossi, per esempio, che ci sono le camere, la serie in Tusu, quella che viene chiamata la corona delle sette stanze, che ne ha 7, cioè a seconda delle esigenze andavano avanti. Io mi sono fatto questa domanda, ma cioè in un villaggio che poteva contenere 30-40 persone e tu trovi 3-4 defunti e gli altri? Chi ci seppellivano? Chiaramente ci seppellivano il capo, ci seppellivano la famiglia del capo. Questo è un mio pensiero. E gli altri un po' per terra, le pietre sopra e andate, come succede negli altri posti. Poi il capo sul lato sinistro, anticella, cella, però a questa anticella si accede da un pozzetto. È una tomba verticale. Così ne sono state trovate altre 13. Se guardate la deposizione ci sono dei piatti. Nella mano sinistra del morto è stata trovata, lì presso perché poi chiaramente si è spostata, una statuina femminile che è quella classica che vedete sempre, quella bella cicciottella, steatopigica, e poi delle punte di zagaglia, di freccia, roba così, vicino alle ginocchia. Sul pavimento, su queste pietre qua, ocra rossa. Lo stesso tipo di sepoltura la ritroviamo a Malta, a Cipro, la ritroviamo in Israele, la ritroviamo in Campania. Cioè, fatevi la domanda e datemi da soli la risposta. Per me c'era un collegamento, c'era altro che non navigava. Anche perché
o la punta di lancia o il nucleo. C'è proprio segni di lavorazione, di scavo stratigrafico, quindi tu scavando ti ritrovi un mare di schegge di ossidiana, roba così, e ti trovi il nucleo di ossidiana, e ti trovi le frecce rovinate o le lame rovinate, roba così, che quelle lasciavano lì perché quando uno lavora non è che sta lì esce male la punta di lame e non la usa più. Sì, ma era di Monte Arce. E come ci è arrivata in Francia? In un contesto stratigrafico di quel periodo lì, quindi parliamo del 2000 a.C., del 3000 a.C. Altra domanda, ma navigavano o non navigavano? O via Corriere? Comunque, qual è il rapporto fra il mondo dei vivi e quello dei morti? Perché c'è un rapporto fra il mondo dei vivi e quello dei morti. Se noi andiamo a guardare le tombe, poco fa parlavo di disincanto, cioè perché è così quella tomba? Intanto si destinava al defunto una sede speciale dove seppellirla, dove veniva seppellito questo defunto. E quando uno moriva non c'era proprio una rottura è morto, basta, no. Si pensava che questo proseguisse la vita nell'aldilà. Quindi la sepoltura doveva essere come la casa da vivo, ripeto, sempre per quelle persone perché gli altri che abitavano sotto le frasche o le cose, chiaramente. E quindi troviamo tombe che ricordano proprio col tetto a spiovente, con la mensola trasversale, con il popolo sacro all'interno, quello che rappresenta Cirinea. Troviamo arredi come anfore, piatti, punte. Ecco, una cosa che è, diciamo, un po' strana, le lame tagliate, le punte di lancia tagliate, gli attrezzi, queste cose qui, cioè quelle che potevano essere armi, che potevano far male ai vivi, erano tagliate. Quindi c'era comunque una riverenza ma anche una paura dei morti. In molte tombe troviamo anche, voi ve ne farò vedere qualcuna di Ugeni, la falsa porta, che praticamente era il contatto fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Chiaramente a Ugeni, quella che vi farò vedere, qualcuno pensava di trovarsi il tesoro dentro, ha provato a scapparla, perché è normale. Poi ci sono elementi architettonici che arredano la casa, quindi troviamo, a parte quello che assomiglia proprio alla casa dei vivi, come ho detto prima, la trave, queste cose qui, troviamo dei simboli che noi li abbiamo definiti a contropagina, poi magari per loro è un'altra cosa. È come adesso che noi mettiamo in mano al nostro defunto il crocifisso o il rosario. Loro, al loro tempo, ci facevano le protomitaurine che rappresentavano il dio Toro, i zig-zag, i triangoli che rappresentavano Madre Terra, quindi il polo femminile. Ma queste, attenzione, sono cose nostre, cioè vai a capire che cosa stavano facendo loro o cosa volevano rappresentare loro. Per noi è così. Secondo noi, visto che si trova in tutte le tombe in questo modo e così, anche l'ocra rossa noi l'abbiamo rappresentata come il sangue per un tornare